Il più lungo affluente del Po viaggia per 313 km. Per lunghezza è il quarto fiume italiano. Scorre solo in Lombardia. Il suo nome celtico significa acqua corrente, ma per tutti è l'Adda. Seguendo i corsi delle acque della Lombardia, si scoprono le testimonianze di una regione che di questa immensa risorsa naturale ha sfruttato la potenza e la bellezza. La varietà dei fiumi è un incontro con scenari naturali quasi incontaminati, ma allo stesso tempo la presenza dell'uomo sorveglia e protegge, pronta a salvaguardare questo patrimonio. Incontrando l'elegante arco di 150 metri di Paderno d'Adda, si comprende come un potente corso d'acqua sia lo stimolo per l'ingegnosità, per creare architetture resistenti al tempo, capaci di dominare il territorio. La storia non si ferma e prende il corso del fiume Oglio. Spartiacque fra Brescia e Bergamo, l'Oglio passa anche per il lago d'Iseo. Voluta proprio da Venezia, si affaccia sul lago l'Accademia Tadini, un ricco centro manifatturiero che ha rivoluzionato la vita tranquilla dei borghi, scandita dai ritmi della pesca. La mole imponente del Corno dei 30 Passi domina lo specchio d'acqua sulla quale si innalza Montisola. Con i suoi oltre 600 metri d'altezza è considerata la maggiore isola lacustre d'Europa. Tutte le sfumature del verde accolgono nella riserva delle Torbiere di Iseo. È lo scenario desolato della vegetazione di palude. Il poeta Catullo scrisse che non esistono penisole più belle di quella di Sirmione, che si allunga sottile nel lago di Garda. E pensare che ai tempi di Catullo la spettacolare Rocca Viscontea ancora non esisteva. Il Garda è il primo lago italiano per grandezza, luogo privilegiato per soggiorni nel tempo nella storia d'Italia. Qui sorge il Vittoriale degli Italiani, la famosa residenza di Gabriele D'Annunzio. Alle spalle del Vittoriale lo sguardo si innalza sopra le nuvole, sopra vette e ghiacciai perenni, sempre eterni, come i luoghi della storia di questa regione.